Chiusa l'udienza preliminare dell'indagine sul giro di tangenti da 600 milioni nella sanità siciliana, il GUP Antonella Consiglio ha accolto la richiesta del rito abbreviato per 6 dei 10 imputati. In 3 hanno deciso di patteggiare la pena, mentre uno soltanto verrà giudicato con rito ordinario. Hanno scelto il rito che prevede lo sconto di un terzo della pena sia l'ex direttore dell'ASP di Trapani ed ex responsabile della centrale unica acquisti della regione Fabio Damiani, che di fatto gestiva tutte le gare d'appalto della sanità siciliana, sia l'altro pezzo da 90 della sanità palermitana, l'ex direttore dell'ASP Antonio Candela, al momento dell'arresto coordinatore regionale della struttura Covid-19. Gli altri imputati giudicati in abbreviato sono Francesco Zanzi della Società Romana Tecnologie Sanitarie, Angelo Montisanti, amministratore della SIRAM, Salvatore Navarra, presidente di PFE, e Giuseppe Taibi, il mediatore legato a Candela. Dopo il via libera dei pubblici ministeri Giacomo Brandini e Giovanni Antoci, il GUP ha poi accolto la richiesta di patteggiamento di Salvatore Manganaro, 4 anni e 2 mesi, considerato il faccendiere legato al manager Damiani. Ivan Turola, 4 anni e 6 mesi, e Roberto Satta, 5 anni, responsabile operativo delle tecnologie sanitarie. L'unico imputato che ha scelto di andare a dibattito è Crescenzio De Sanzio, che verrà giudicato con rito ordinario.